Brabanthalle di 's-Hertogenbosch in Olanda, 12ª ultima tappa della Lega dell'Europa occidentale della Coppa del Mondo di salto ostacoli. Questo è l'episodio decisivo della categoria mista. Erano 38 i binomi al percorso base, 9 qualificati per il barrage, 3 in rappresentanza dell'Olanda, 2 tedeschi, poi cavalieri di Svezia, Francia, Belgio, Australia, 2 le Amazzoni, e a una di queste il compito di aprire il barrage per la Svezia Molin Barriard in sella Tornesch, che ha a disposizione soltanto una strategia, cioè cercare di galoppare fin dal primo istante. È discreto il suo risultato, 36,78 in sella Tornesch. Pomeriggio senza errori per il binomio svedese, davvero brava. Molin Barriard, Amazzone, nata nel 1975, che è già salita sul podio di questa manifestazione, giungendo terza nel finale del 2003 con Butterfly Flip. La grinta di Molin Barriard, ripeto, il suo tempo 36,78, dunque d'ora in avanti chi vorrà aggiudicarsi i 20 punti di questa categoria, punti validi per la Coppa del Mondo, non dovrà commettere errori sugli ostacoli, dovrà essere più veloce rispetto al 36,78 di Molin Barriard. Ci prova il giovane David Will per la Germania, Montacolorit, uno stallone grigio di 10 anni, a sorpresa ma non troppo in barrage, di fronte a un percorso che è lungo 280 metri, prevede 7 ostacoli per 8 salti, una gabbia, una combinazione compresa dal direttore di campo Luis Königs, il tempo accordato di 48 secondi. Vediamo se il 24enne David Phil, che non è una delle prime lame tedesche ma è un elemento su cui Otto Becker inquadrato e la federazione tedesca fa molto affidamento, e vedete con quanta grinta non si accontenta dell'ingresso in barrage, e il sorriso di Otto Becker accompagna questa bella prestazione da parte di David Will, che infligge addirittura più di un secondo a Molin Barriard. Dunque David Will si porta al comando, il nuovo tempo da battere 35,73, e certamente non è mai comodo entrare per primi in un barrage con diversi concorrenti, però qualora si riesca a ottenere il netto e si riesca a mettere a segno un tempo notevole, aumentano le pressioni per gli altri. In questo caso a partire da Ludo Philipp Perz in campo per il Belgio con Challenge Beginhaker. Dovrà davvero volare per battere uno scatenato David Will, uno dei tedeschi meno attesi, però si parla di lui come di una promessa. Ha già vinto il Gran Premio di Monaco, è un cavaliere che deve ancora compiere 25 anni, ha già fatto parte 2 volte della squadra di Coppa per la Germania, vittoria a Linz nel 2011, nel 2012 successo a Wellington. Un cavaliere giovane che lavora con Dietmar Gugler, che già ha portato alla ribalta cavalli importanti e soprattutto cavalieri giovani fino a farli emergere. È già abbastanza conosciuto a livello nazionale, ora trova la ribalta internazionale con questa bella prova. Eccolo inquadrato a 's-Hertogenbosch. Uno è battuto, sembra dire, anzi 2, perché anche Molin Barriard è alle spalle di David Will. Infatti il tempo di Ludo Philipp Perz è di 36,34, e poi pesano i 2 errori commessi dal cavaliere belga. Certamente il giovane tedesco metterà pressione a tutti gli altri, perché 35,73 è davvero un buon tempo. Vi ricordo che il direttore di campo aveva previsto un limite di 48 secondi. Era facile prevedere che molti avrebbero superato questo limite, però addirittura polverizzato. Comunque Edwina Alexander per
l'Australia monta a Sevo Ito du Château in decine di circostanze. Questo binomio ha già dimostrato di poter essere competitivo. Sevo Ito du Château, un surf français di 17 anni, ecco inquadrato intanto Jan Tops, ha mezzi da vendere, dotato di grande potenza, però poi quando c'è da effettuare un barrage in cui conta anche la rapidità, la duttilità, attinge a doti notevoli, affiatatissimo con Edwin Alexander che sta provando a togliere la vittoria a David Will, che sta vivendo un sogno, eccolo inquadrato puntualmente dalla regia. È grande carattere per questo ragazzo, che non si accontenta di mettere in difficoltà avversari blasonati, ma ora pregusta un risultato importante. Stupenda acrobazia da parte di Edwin Alexander, che vola letteralmente incontro all'ultimo Oxer. Nonostante questo sforzo, Edwina non riesce a acciuffare David Will. 35-84 per Edwin Alexander contro il 35-73 da parte di David Will. Un po' deluso Jan Tops, però Edwina ce l'ha messa davvero tutta, anche Sevo Ito du Château è stato all'altezza della situazione. 11 centesimi dividono David Will da Edwina Alexander, che ora è in seconda posizione. Abbiamo già visto 4 dei 9 protagonisti di questo barrage. Ora toccherà a 2 olandesi in sequenza. Il pubblico ovviamente parteggia per Jur Rilling e per Mark Utsager, e poi terrà le ultime emozioni per colui che concluderà il barrage, vale a dire Gerko Schröder. Ma non anticipiamo i tempi. Jur Rilling monta Bubalu, binomio molto in forma. Vediamo se si accontenterà di una prestazione discreta oppure pigerà sull'acceleratore. È ormai compromessa la prestazione con l'errore proprio al primo salto, e ora non sembra spingere più di tanto Jur Rilling, che comunque otterrà punti da questo pomeriggio a 's-Hertogenbosch. Conclude con 4 penalità nel tempo di 40 e 50. Meditabondo, però felice, decisamente felice il leader della classifica provvisoria David Will. Una vittoria sarebbe certamente il miglior risultato della carriera per questo 24enne tedesco. Probabilmente se alla vigilia di questo impegno gli avessero detto che avrebbe messo in difficoltà avversari come Marcus Henning, come Gerko Schröder, che avrebbe preceduto Ludger Beerbaum in una tappa di Coppa del Mondo, non ci avrebbe creduto. Invece è realtà. Mark Utsager per l'Olanda, Stereof UPT. Vi ricordo ancora il tempo da battere, quello di David Will, 35,73, come ricorda la grafica. Edwin Alexander è arrivata molto vicino al tedesco inquadrato, che probabilmente ha già ricevuto qualche SMS con i complimenti da parte di amici, familiari o colleghi. La sua risposta non può ancora avere un tono definitivo, perché potrebbe essere la risposta di chi ha ottenuto uno splendido piazzamento, oppure anche quella di chi ha vinto la prima gara di assoluto rilievo della propria carriera. Anche Mark Utsager è dietro al tedeschino. 4 penalità per l'olandese, che va ad affrontare l'ultimo ostacolo.
non ha neanche esagerato nel finale, 37-35 per Utsager, continua a sorridere, davvero candidamente David Phil. Sembra molto calmo, ma certamente si può capire che è molto interessato all'epilogo di questa gara. Ora una lotta in famiglia in casa Germania. L'entusiasmo, la brillantezza, anche il pizzico di incoscienza da parte del capofila David Phil di fronte all'esperienza, alla freddezza di Marcus Henning che monta Copain van de Broij. Un inizio abbastanza pacato, direi, per il campionissimo tedesco, che ora va a sveltire la cadenza e si è accorto che non bisogna sottovalutare questo percorso. Intanto l'unica combinazione inserita da Luis Königs. Marcus Henning si è accorto che chi ha voluto strafare ha poi pagato dazio. Bella comunque la sua girata, il tempo 36-68, la maestria da parte di Marcus Henning, che però non riesce ad essere più veloce rispetto a David Phil. Anche Marcus Henning è dietro e adesso soltanto due binomi possono inserire il tedeschino: per la Francia Kevin Stowe in sella Silvana e per l'Olanda Gerko Schröder con New Orleans. È già fra i migliori David Phil, però adesso comincia veramente a toccare la vittoria e fra sé e sé penserà: se anche Marcus non è riuscito a essere più veloce di me, vuol dire che sono andato davvero bene. Prestazione straordinaria da parte di David Phil, mette alla frusta avversari, fra questi l'inquadrato Kevin Stowe, Francia, Silvana. La prima sollecitazione per questa splendida grigia, il richiamo a un maggiore impegno, non vuole lasciare nulla di intentato Kevin Stowe, che comunque ha già compromesso la sua gara, cerca di essere magari il più veloce fra quanti hanno commesso un errore per ottenere più punti in classifica. Adesso si apre proprio il sorriso da parte del tedesco, che ha un unico avversario da battere ed è un beniamino di casa, Gerko Schröder con New Orleans. E poi potrà diventare realtà il sogno di David Phil, a sorpresa, decisamente a sorpresa. È stupenda questa immagine, con molta calma attende l'ingresso in campo del cavaliere olandese, uno dei protagonisti dell'Olimpiade di Londra. Monta il suo miglior cavallo, l'applauso del pubblico di 's-Hertogenbosch per un ingresso di Gerko Schröder che si fa attendere. Eccolo, è un finale veramente entusiasmante, perché una giovane promessa al comando è sfidata da uno dei cavalieri di casa con tutto l'appoggio del pubblico. E fin dai primi tempi di galoppo capiremo se Gerko cercherà il tempo utile per andare in testa alla classifica, oppure se si accontenterà di accumulare altri punti e di portare a casa il secondo netto del pomeriggio con New Orleans. In testa David Phil, Germania, in sella Colorit, da battere 35-73 in caso di
percorso senza errori sugli ostacoli. Scalcia intanto New Orleans, che ha superato la triplice, ora aumenta ma è molto indietro rispetto al tedesco nel primo segmento di gara. Tensione naturalmente nel clan olandese, la gabbia, ora cerca di accelerare Gerko, ma mi sembra di poter dire che è ancora indietro. Anche questa girata non è stata estremamente proficua. Ultimo ostacolo, un'occhiata al cronometro, 38,41, e ora può rilassarsi l'inquadrato David Will, che vince per la Germania la tappa di 's-Hertogenbosch. Primi 20 punti di Coppa del Mondo in netto anche per Gerko Schröder. Eccovi la classifica di questa tappa di 's-Hertogenbosch. Vince il 24enne David Will, Germania, con Kolorit seconda, Edwin Alexandrov seguito di Chateau al terzo posto per la Germania.